Come a Venezia, anche a Padova, tra la fine del Settecento e il primo Ottocento, sorsero molti caffè, luogo di incontro e di lettura. Nel 1760 erano documentati almeno 40 caffettieri. Nel 1816 Antonio Pedrocchi, figlio di un caffettiere bergamasco, commissiona al noto architetto veneziano Giuseppe Jappelli l'ampliamento del piccolo caffè ereditato dal padre. Il nuovo stabilimento, che doveva essere il caffè più bello della terra, fu inaugurato nel 1831 e poi affiancato nel 1836 dal Pedrocchino, elegante costruzione neogotica riservata alla pasticceria. Il caffè fin dai primi anni divenne noto come il caffè senza porte, sia perché nel 1916 era aperto giorno e notte, che per l'accoglienza dettata proprio dalla sua struttura. Il porticato aperto e, allora senza vetrate, era una sorta di passaggio collegato alla città. I prezzi non erano cari, per quanto il luogo fosse già di gran lusso per quei tempi, e con una lira si poteva mangiare. Il proprietario, Antonio Pedrocchi, il primo tra l'altro che illuminò a gas il suo caffè, ebbe un modo assai singolare di trattare la clientela. Chiunque, infatti, poteva sedere ai tavoli anche senza ordinare e trattenersi a leggere i libri e i giornali, come il Caffè Pedrocchi, il primo dei 6 giornali intitolati al nome del caffè, messi a disposizione dal locale. Alle donne erano offerti in dono dei fiori e in caso di pioggia improvvisa ai clienti veniva addirittura prestato un ombrello. Il Caffè Pedrocchi, uno dei più importanti caffè europei e uno dei pochi superstiti tra gli antichi caffè italiani, si eleva proprio nella centralissima piazza tra Palazzo Moroni, la sede del comune, ed il Bo, sede dell'università, nell'angolo asimmetrico rimasto dalla demolizione di antichi edifici. Nello scavo delle fondamenta e della ghiacciaia vennero portate alla luce grandiosi colonne, ora al Museo Civico, e diversi marmi furono usati per la realizzazione del caffè. Il piano superiore o piano nobile è articolato in 8 sale, ciascuna decorata con uno stile diverso: etrusca, greca, romana, rinascimentale, ercolana, napoleonica o sala Rossini, egizia, moresca. La chiave di lettura di questo apparato decorativo può essere quella romantica di rivisitazione nostalgica degli stili del passato. Non è esclusa però una chiave esoterica o massonica, visto che lo stabile fu progettato da Giuseppe Jappelli, aderente alla massoneria fin dal 1806 e convinto sostenitore degli ideali illuministi. La scalinata che conduce al piano nobile richiama un percorso iniziatico. Le maniglie a forma di serpente che si morde la coda nella massoneria simboleggiano l'uguaglianza e la necessaria interdipendenza fra i sessi, e la sala ottagonale è un chiaro riferimento all'associazione segreta. Il piano superiore, un tempo sede di un circolo cittadino, comprende una serie di spazi funzionali decorati con stili storici del passato. Nel passato ogni sala aveva una precisa funzione. Ad esempio, la sala etrusca veniva usata come guardaroba, quella greca per il gioco, la sala Rossini come sala da ballo e la sala egizia per le riunioni segrete. I vari ambienti sono decorati con soggetti inerenti allo stile di ogni sala. Vedute romane nella sala romana, l'affresco Diogene e il Gallo di Platone nella sala greca, statue, sfingi, urne cinerarie e il soffitto stellato nella sala egizia. Il pianterreno, destinato a caffetteria, è caratterizzato dal susseguirsi di stanze denominate in base al colore della tappezzeria: sala bianca, sala rossa, sala gialla, sala verde. Entrando nel caffè, a sinistra incontriamo la sala verde e sulla destra la sala gialla o della borsa, detta così perché vi si incontravano i commercianti per fissare i prezzi di alcune merci. Subito dopo la sala verde incontriamo l'ampia sala rossa, tripartita da colonnine ioniche su base egizia con il banco ornato da decorazioni in bronzo, e subito dopo la sala bianca, che si apre sulla via 8 febbraio e l'università, assai nota per il segno del proiettile austriaco sparato durante i moti del 1848. Grazie alla sua posizione centrale e alla vicinanza con la sede dell'università,
il caffè divenne presto punto di riferimento della vita culturale e commerciale della città e ritrovo di studenti, artisti, letterati e patrioti. Fu anche ritrovo per scrittori ed artisti quali Nievo, Fusinato, Stendhal, il quale addirittura decantò le meraviglie dello zabaione pedrocchiano, D'Annunzio, Eleonora Duse e il futurista Marinetti. Di proprietà del comune di Padova dal 1891, il caffè ospita tra le prestigiose sale le Gallerie del Pedrocchi ed il Museo del Risorgimento e ancora oggi accoglie padovani e turisti che qui possono rivivere atmosfere di tempi passati, leggendo uno dei numerosi giornali a disposizione nella Sala Verde, degustando le delizie della pasticceria e della caffetteria, discutendo di politica, cultura e vita. I personaggi che hanno caratterizzato la prima metà dell'Ottocento padovano, periodo teatro dei moti risorgimentali, sono Józef Radetzky, marginalmente, e Konstantin Daspre. Radetzky, oltre ad essere stato a lungo governatore del Lombardo-Veneto, è ricordato per essere stato il comandante dell'esercito austriaco durante la prima guerra di indipendenza italiana. Nominato da molti con l'appellativo di Boia, l'impiccatore, il diavolo o peggio, il mangiabambini assetato di sangue, è ricordato per la sua crudeltà soprattutto durante i processi di Mantova. Ebbe però un ruolo marginale a Padova, delegando nell'agosto del 1846 il comando del corpo d'armata di stanza nella città al fidato Konstantin Daspre. La vigilia dello storico 8 febbraio 1848 si riunirono nella sala della Borsa del Caffè Pedrocchi studenti popolani e aristocratici per concordare una dimostrazione di protesta contro le provocazioni della guarnigione austriaca. Ma il giorno successivo l'ira nemica si sfoga a colpi di moschetto e di sciabola sopra una moltitudine inerme che si difende con sassi, bastoni e quanto capitava tra le mani. Molti cercarono riparo all'interno del Pedrocchi, ma vennero raggiunti dagli austriaci e costretti ad arrendersi di fronte alle loro baionette. Una pallottola di moschetto austriaco conficcata in una parete della Sala Bianca rimane tuttora a ricordo di quella storica insurrezione. Lo storico Andrea Gloria lascia intendere che il maresciallo austriaco Daspre mostrasse una certa deferenza per la città di Padova e che negli ultimi mesi della sua vita non approvasse i criteri di governo del Radetzky, che anzi stesse preparando, quando la morte lo colse, un rapporto al Ministero di Vienna per consigliarlo di togliere dalle province venete lo stato d'assedio che ancora vi durava. Nel maggio del 1850 il Daspre, già da qualche tempo ammalato, andò peggiorando e il giorno 24 morì per idrotorace con gotta. Ai suoi funerali intervenne anche Radetzky che, secondo il rito militare, asperse il feretro con l'acqua santa. Il mattino dopo si leggeva scritto sui muri della città: Daspre andò all'altro mondo a scolparsi dei martiri di Livorno. Il Daspre morì veramente di malattia o fu tutta una messa in scena per coprire un'eventuale uccisione, visto la sua imminente denuncia al Ministero di Vienna? Secondo alcuni, la sua anima inquieta pare aggirarsi ancora nei pressi del Pedrocchi. Il personale del locale lamenta rumori di passi provenire dalle scale del pian terreno quando il locale è chiuso al pubblico. Altre testimonianze raccontano di strane ombre e la costante sensazione di sentirsi osservati. La notte è sempre più vicina e noi del Ghost Hunter Padova ci prepariamo ad affrontare una nuova indagine. Questa era la marcia di Radetzky.
Cosa? Cambio di munizioni. Cambio di munizioni. Così. Lo senti? Tipo quando sei in terra si scaldano che fanno Insomma, c'è nessuno che si vuole far sentire per capire che c'è. Se vuole la musica, basta che lo dici, non la vogliamo. Ma se non ce lo fai capire accendendo qualcosa, facendo suonare. Tutta la storia che posso possibile che nessuno sia qua, ok? C'è qualche personaggio che è passato per il Pedrocchi? Qualche letterato? C'è Stendhal? Stasera siamo qui al Caffè Pedrocchi, nella Sala Rossini e stiamo provando questa metafonia radiofonica. Siamo qui a chiedere se qualcuno ci sta ascoltando, se qualcuno può mettersi in contatto con noi in questo momento, se qualcuno ci può rispondere. Ci siete? Cosa è stato? Hai sentito? È un lamento questo. Hai sentito? Non era la radio, ragazzi. No, di là? No, io lo sento di fuori, quando io sono là. No, io lo sento di là. Anche di là. Ma di donna di là? Puoi dirci di che epoca sei? Possiamo sapere eventualmente il tuo nome?